Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Se sei un beneficiario, è consigliato predisporre le domande entro aprile. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta, olio extravergine d'oliva secchi 750 ml a 4,99 €. Polpa oro finissima Cirio 3x400 grammi a 1,99 €. Dash liquido 21 lavaggi a 4,99 €. Carta cucina asciugoni Regina 2 rotoli a 2,89 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Dal mare di Arbatax, dove il vento racconta storie di marinai, nasce la freschezza che portiamo ogni giorno sulla tua tavola. Pescheria da Nemo. Il meglio del pescato. Orate, spigole, gamberi, cozze e i crudité freschissimi nelle 1000 composizioni. E se non hai voglia di cucinare, Nemo seleziona per te i migliori antipasti, preparati e tantissime sfizioserie di mare pronte da gustare. Nemo Pescheria, la migliore che ci sia. Presso Eurospar Tortolì, in via Bertolotto 2. Non fartelo raccontare. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. Ancora buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meris, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo con un'importante manifestazione sportiva, il Sardinia Trail, che sta per prendere il via, 4 continenti, 15 paesi, 106 atleti. Sono alcuni numeri della 12ª edizione del Sardinia Trail, evento podistico organizzato da Glesport fra il mare cristallino e gli impervi sentieri dell'Ogliastra. Una nuova occasione per correre in paradiso che conferma il format in 3 tappe fra Ogliastra e Gennargentu, con partenza dalla marina di Tertenia domani e arrivo a Ulassai domenica. In pole position 2 campioni uscenti del Sardinia Trail, lo slovacco Pavol Porubkan e la polacca Eva Mayer, che 12 mesi fa ha completato il personale triplete dopo i successi del 2019-2023. Organizzato da Wild Track, l'evento ha il sostegno dell'assessorato regionale allo sport e del comune di Ulassai. Calamita per gli appassionati di trail sono i percorsi mozzafiato del Sardinia Trail, che esaltano l'abbraccio fra mare e montagna, natura e storia. Le 3 tappe per 100 km di lunghezza e 4.000 metri totali di dislivello positivo anche quest'anno partono dalle acque cristalline delle cale dell'Ogliastra, si arrampicano sulle cime del Gennargentu con il consueto passaggio dal tetto dell'isola, cioè Punta La Marmora nel comune di Arzana, per arrivare agli spettacolari paesaggi di Ulassai. Quest'anno c'è stato un boom per quanto riguarda le iscrizioni internazionali, infatti fra gli oltre i 100 iscritti si registrano 15 nazionalità da 4 continenti.
Andiamo avanti ora con la cronaca, passiamo all'Ozzorai dove grazie a 100.000 euro sono finanziati alcuni lavori di manutenzione delle strade e anche di riqualificazione dell'arredo urbano. Sono infatti in corso da alcune settimane i lavori di restyling di alcune strade del centro e di alcune che collegano il mare all'Ozzorai grazie alle risorse frutto di un accordo pubblico-privato per 100.000 euro. Il comune fa sapere che nella frazione di Tancaus sono in corso le opere di sistemazione in via dei Pini nell'area della rotonda con il ripristino di alcuni marciapiedi e della pavimentazione stradale. Nuovo tappeto stradale anche per diverse vie centrali e di collegamento verso Donigala e le spiagge. Nei prossimi giorni invece si interverrà su altri tratti stradali in tutto il centro urbano, commenta il sindaco di Lozzorai Cesare Mannini, e sono previsti diversi interventi su arredo urbano e verde. Lozzorai si prepara alla stagione turistica nel migliore dei modi, queste le parole di Mannini. Passiamo ora invece al Gennargentu, la montagna che unisce, la vetta più alta della Sardegna, Punta la Marmora, diventa ancora una volta simbolo di amicizia e solidarietà. Infatti domenica 11 maggio 4 diverse comitive provenienti da Arzana, Desulo, Fonni e Villagrande, guidati dai direttori del CAI, si incontreranno sulla cima di Punta la Marmora a 1834 metri per la 23esima edizione della manifestazione La montagna che unisce. Sarà un'occasione per vivere un'esperienza di condivisione e rispetto della natura, rafforzare l'amicizia tra le comunità locali e scoprire il Gennargentu. L'evento coordinato dal Club Alpino Italiano sezione Nuoro per confermare il patto di solidarietà sancito nel 2002 come simbolo di unione e di amicizia non solo fra le popolazioni e i rappresentanti istituzionali dei comuni interessati, ma anche fra gli escursionisti che nell'occasione vorranno unirsi e partecipare alla camminata sul tetto della Sardegna. I gruppi partiranno ognuno dai vari paesi, da Arzana appunto, da Desulo, Fonni, Villagrande, tra percorsi tra natura, storia e archeologia e spiritualità, dice Matteo Marteddu del CAI Sardegna. Quest'anno il CAI ha voluto dedicare il sentiero stellare Beato Frassati, l'escursionista torinese che nei prossimi mesi sarà canonizzato. L'invito a partecipare alla manifestazione è aperto a tutti coloro che amano e rispettano la montagna. Passiamo ora a Barisardo perché grazie ai cantieri Lavoras il comune si potrà avvalere di un geometra e 3 operai. Il comune informa che il centro per l'impiego di Lanusei ha pubblicato lo schema di avviso pubblico per l'avvio alla selezione nell'ambito dei cantieri Lavoras per l'assunzione a tempo determinato presso il comune di un geometra e 3 operai generici non qualificati. A breve il centro per l'impiego di Lanusei procederà alla pubblicazione dell'avviso che conterrà appunto le date di pubblicazione e l'adesione entro le quali sarà possibile presentare la domanda per partecipare. L'avviso sarà pubblicato il 12 maggio. In tale data dovranno essere posseduti i requisiti per la selezione di interesse e poi la domanda potrà essere presentata fino al 16 maggio. Tutti i dettagli comunque sono sul sito istituzionale del comune di Barisardo. Chiudiamo con un evento, lo slalom di Loceri. Sono aperte le iscrizioni, non è un semplice tracciato, una sfida che si snoda curva dopo curva ai piedi del Monte Tarè, dove tecnica, coraggio e precisione si fondono in 4 km di pura adrenalina a Loceri. Il prossimo 24 e 25 maggio torna lo slalom, l'8ª edizione della gara ogliastrina che è parte del campionato italiano assoluto slalom. Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla gara dove parteciperanno scuderia da
scuderie da tutta Italia. L'organizzazione è firmata Ogliastra Racing in collaborazione con la scuderia Arbus Pro Motors, con il patrocinio di Regione e i comuni interessati. L'evento verrà presentato il prossimo 17 maggio nella sede comunale di Loceri, alla presenza del sindaco Gianfranco Lecca e del presidente regionale ACI Antonello Fiori. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito ogliastraracing.it. Le iscrizioni resteranno aperte sino al 21 maggio. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi, ma prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera. Come ogni giovedì c'è Nero su Bianco con la nostra Giusy Ferrelli. Stasera il tema sarà di strettissima attualità, si parlerà di pool, piano di utilizzo dei litorali, come cambierà la costa, insomma tante novità, nuovi servizi con gli ospiti di diversi comuni ogliastrini qui stasera con Giusy Ferrelli. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.